Ben trovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Bomba d'acqua in provincia di Catania, Torre Archirafi, alcune auto trascinate fino al mare, fango e allagamenti a Giarre, Mascali e Riposto, decine di automobilisti soccorsi, frana parte della Timpa di Acireale. L'autostrada A18 Messina-Catania trasformata in un fiume in piena, frane, carreggiate allagate, auto bloccate, chiuso per diverse ore il tratto tra Cireale e Fiumefreddo. Sui social lo sfogo degli automobilisti. Da Lentini a Roma per rifarsi il naso muore a 22 anni Margaret Spada, aveva scelto lo studio medico tramite un'inserzione su TikTok. Lo stupro di gruppo a Palermo, le motivazioni della condanna, la vittima non era consenziente, l'avvocato della ragazza dice grazie ai giudici che hanno creduto alla mia assistita. Drammatico incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento, un uomo in sella a uno scooter si schianta contro il guardrail e la lamiera gli trancia un braccio. A Gela un'inchiesta svela il rapporto tra clan e trafficanti di droga per rifornirsi di armi al mercato nero, il giallo della mitraglietta fantasma. Al via la 13ª edizione del Catania Film Fest, dall'omaggio a Goliarda Sapienza nel centenario della nascita fino al premio alla carriera per Stefania Casini. Calcio, venerdì sera derby al Massimino tra Catania e Trapani, rossazzurri non vincono da un mese. Apriamo il nostro telegiornale con un'ampia pagina dedicata all'eccezionale ondata di maltempo che era stata annunciata ieri e l'ondata si è materializzata con piogge alluvionali in tutta la Sicilia orientale. Critica la situazione tra Giarre e Acireale, ma ci fa il punto sulla situazione Tonino De Mana. Barche trascinate dall'acqua, auto che finiscono dritte in mare come a Torre Archirafi, la Timpa che frana Santa Tecla, una pioggia torrenziale che semina distruzione, dolore, terrore e panico. Annunciata per ieri con tanto di allerta rossa, l'eccezionale ondata di maltempo si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale proprio quando il bollettino della Protezione Civile indicava arancione. Scherzi di un clima impazzito ed imprevedibile, capace di lasciare a secco una terra per mesi e mesi per poi inondarla in pochi minuti. È quanto successo tra Giarre ed Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantinati. Impressionante la forza dell'acqua che scorre impetuosa trasformando le strade in fiumi in piena. Qui siamo nella centralissima via Callipoli a Giarre con le immagini che somigliano all'alluvione del 95 da un fiume all'altro ed ecco la drammatica situazione registrata ad Altarello, acqua, detriti e fango anche a Santa Maria la Strada al confine tra Giarre e Mascali, sottopassi allagati a Riposto dove è stato necessario soccorrere decine di automobilisti nelle case e anche peggio. La pioggia torrenziale non ha risparmiato Acireale che già alle 4 del mattino si è ritrovata sotto un violento nubifragio. Questa è la situazione nei pressi della rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Qui siamo in via La Pira dove è crollato un muro perimetrale che ha danneggiato alcuni mezzi in sosta. Soccorsi 2 anziani in via Chinnici, sempre ad Acireale, e diversi automobilisti in panne in via Aldomoro ad Aci Sant'Antonio. A Catania, ieri in allerta rossa è rimasta all'asciutto, i primi scrosci di pioggia si sono registrati intorno alle 11, ma l'opportuna chiusura delle scuole non ha aggravato una situazione già di per sé complessa, specie dopo le piogge torrenziali di lunedì che hanno sollevato polemiche a non finire. L'avete sentito nel nostro servizio, tra le tante situazioni drammatica quella di Altarello, frazione di Giarre. In questo momento la pioggia ha concesso una tregua, ma è ancora più visibile quello che è il danno gravissimo che si è creato proprio in quella piazza. E lì per noi c'è la collega Emanuela Corsi. A te, Emanuela. Sì, Roberta, c'è una breve tregua, in questo momento sta
piovigginando. Sicuramente siamo lontani da quello che è accaduto a partire dalle 3 di questa notte, quando un violento nubifragio si è abbattuto in quest'area, nel Giarrese, Giarre, e i residenti di Giarre ricordano i drammatici momenti vissuti nel 1995, quando il comune venne letteralmente travolto da un'alluvione terribile che causò la morte di 3 persone. Fortunatamente non ci sono morti, non ci sono feriti, ma ci sono tantissimi danni. Le strade sono letteralmente in aria. Possiamo vedere qui nella frazione di Altarello, siamo in piazza vicino alla chiesa. Vi faccio vedere appunto cosa è rimasto dopo il fiume in piena, che voi avete fatto vedere nelle immagini del servizio di Demana. Ti faccio vedere anche questa voragine, se si vede bene, Roberta. Sì. Questo è quello. Qui poche ore fa c'era una Jeep che è caduta letteralmente dentro questa enorme voragine, e ci sono volute ore per appunto tirare fuori il mezzo e per mettere in salvo anche l'automobilista. Fortunatamente soltanto spavento, ma nessuna conseguenza grave per il conducente appunto della Jeep. Qui gli automobilisti cercano di passare, ma l'area è interdetta, ci sono appunto i nastri che evitano appunto di far passare i mezzi. Gli unici mezzi che stanno passando in questo momento sono quelli dei vigili urbani e dei vigili del fuoco. Tantissimi gli interventi, perché buona parte delle case di questa zona sono completamente allagate, e in alcuni garage addirittura l'acqua è arrivata a 2 metri di altezza, quindi dicevamo vigili del fuoco in azione con le idrovore per cercare di liberare questi locali totalmente allagati sino al soffitto. Tra l'altro c'è molta rabbia, c'è anche preoccupazione, ma c'è anche tanto dispiacere. Le persone stanno continuando a spalare acqua che è entrata appunto all'interno delle loro abitazioni. Prima parlavamo con una signora che aveva appena ristrutturato la casa, ma purtroppo tutti i lavori sono stati distrutti da questo maltempo, dall'acqua che è entrata appunto nei locali del suo immobile. Abbiamo sentito le sue lacrime, la sua disperazione appunto per quanto sta accadendo qui in questa zona. Poco più avanti ci sono delle villette dove, dicevamo, l'acqua è arrivata sino al primo piano, ed è lì che si stanno concentrando in questo momento i soccorsi dei vigili del fuoco. Tantissime chiamate e a fronte poi di una risposta che chiaramente non riesce a dare soluzioni immediate a tutti quanti. Emanuela, sì, Emanuela, grazie. Noi in questo momento riprendiamo la linea dallo studio, ma naturalmente ti auguriamo buon lavoro, perché ti ricollegherai con la nostra rete più tardi, dopo il telegiornale, in occasione del nostro Sicilia 24 Focus, tutto dedicato a questa emergenza. Grazie a Emanuela Corsi. Una mattinata d'inferno, e lo è stato anche per tutti gli automobilisti che hanno percorso l'autostrada Messina-Catania in un tratto ben specifico tra Giarra e Fiumefreddo. Davvero una situazione quasi surreale, denunciata peraltro anche a viva voce dagli automobilisti sui social. Ci fa il punto su questa situazione il collega Francesco Triolo. Le immagini parlano da sole: acqua ovunque, autostrada allagata, fiumi in piena che si riversavano sulle carreggiate, macchine bloccate e paura. È stata una mattinata da incubo, quella vissuta dagli automobilisti che hanno percorso la Messina-Catania in entrambe le direzioni, soprattutto nel tratto tra Fiumefreddo ed Acireale. Le corsie completamente traboccanti di acqua, le macchine riuscivano a passare a stento, forze dell'ordine e vigili del fuoco al lavoro per liberare la sede stradale da alcune frane che hanno causato più di un problema. Sul posto anche il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio. Il CAS ha attivato le ditte per movimentare la terra arrivata dalle colline insieme all'acqua
ha disposto la chiusura del tratto tra Fiumefreddo e Acireale, con uscita obbligatoria a Fiumefreddo per chi proveniva da Messina e ad Acireale per chi arrivava da Catania, e ha liberalizzato il casello di Giarre per consentire alle auto rimaste bloccate in quel tratto di avere una via d'uscita, ma tutto il flusso veicolare si è riversato sulla strada statale, dove la situazione non è stata certo più semplice da gestire tra maltempo e traffico aumentato. L'autostrada è stata riaperta solo a tarda mattinata. Sui social la rabbia dei cittadini, soprattutto sulla pagina Facebook, che è diventata ormai un punto di riferimento per chi percorre le autostrade siciliane. È una cosa inconcepibile, percorrere un'autostrada di 30, 40, 50 km, stare dietro un camion oppure subire un aquaplaning o la nuvola appunto che lascia questo camion che tira acqua per 2-3 metri e ti toglie totalmente la visibilità, pur mantenendo le condizioni di distanza e di sicurezza. In tarda mattinata in prefettura a Catania una riunione per affrontare le criticità. Intanto per gli utenti sono due i motivi: la scarsa manutenzione delle caditoie nello spartitraffico, che risultano intasate dalla terra dell'Etna, che se non viene tolta nell'immediato si cementifica nelle condutture, e l'errata progettazione dei sistemi di deflusso delle acque. E non è finita, andiamo adesso a Siracusa. Anche nella zona appunto di Siracusa e del Siracusano è stata una notte davvero all'insegna del forte maltempo, più di 60 mm di pioggia in poche ore, tanti allagamenti. Sentiamo Francesco Aloi. L'acqua alta più di 1 metro, le auto sommerse, le case allagate. Mi sono ritrovato con l'acqua praticamente alle ginocchia, ho cercato di salvare il salvabile. Cosa ha salvato? Qualche mobile che era messo in giro, poi l'acqua è entrata pure dentro e quindi cercavo di togliere tutto. Qui siamo alla borgata Santa Lucia, nel secondo centro storico di Siracusa. Lei sta provando a far partire l'auto, ma nulla. Nulla, non funziona né l'elettrica né il motore, completamente sott'acqua, insomma. Nel giro di qualche ora cadono più di 60 mm di pioggia, troppi per le caditoie che diventano inutili. E così tutto si trasforma in un grande lago. Tante le immagini che stanno girando sui social. Queste si riferiscono alla zona tra Largo Gilippo e Piazza Euripide. Siamo a 2 passi da Ortigia. La sala operativa dei vigili del fuoco tempestata di chiamate. Al telefono chi chiede aiuto perché la casa è allagata o è rimasto bloccato in strada. Strada provinciale Floridia Cassibile. Siamo bloccati. Adesso la quiete dopo la tempesta, ma se il peggio sembra essere passato, ora si contano i danni. E adesso cambiamo pagina. Un 27enne è morto in un incidente sul lavoro in contrada Maucini a Pachino, nel Siracusano. Il giovane sarebbe finito sotto un mezzo meccanico mentre era al lavoro in un terreno. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta. Da Lentini a Roma per rifarsi il naso. È morta a 22 anni una giovane. Indagati per omicidio colposo i 2 titolari dell'ambulatorio della capitale. La ragazza aveva scelto questo luogo per operarsi tramite i social. Lorena Dolci. Era bella Margaret, di una bellezza mediterranea, ma non amava il suo naso. Così aveva deciso di correggere quello che considerava un difetto. A 22 anni il medico si cerca su TikTok. Fra i tanti video che circolano con le immagini del prima e dopo, Margaret Spada aveva scelto uno studio privato di Roma. Naso nuovo in 20 minuti, prometteva l'inserzione, costo 3.000 euro. Era partita da Lentini con il fidanzato per sottoporsi all'operazione di rinoplastica. Non è più tornata a casa. Subito dopo l'anestesia si è sentita male, la corsa all'ospedale, ma nonostante tentativi di rianimarla, dopo 3 giorni di coma è morta il 7 novembre scorso. 2 medici, padre e figlio titolari del centro, sono finiti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione e mancava anche l'attestazione sul consenso informato. L'ambulatorio che è stato sequestrato era sprovvisto anche di targhetta esterna o insegna. L'ipotesi è che la ragazza abbia avuto uno shock anafilattico o una reazione allergica. Le sue condizioni alla partenza erano ottimali, fa sapere l'avvocato della famiglia Alessandro Vigna.
Vinci. Margaret non aveva patologie, l'altra possibilità è che le sia stato somministrato qualcosa che si è rivelato fatale, ma per saperlo ci vorranno i risultati dell'autopsia. L'intervento di rinoplastica non è un intervento di routine, è un intervento, una chirurgia maggiore, perché si esegue di solito un'anestesia generale, come le mastoplastiche, come le addominoplastiche, le grosse liposuzioni, sono tutti interventi che è meglio effettuare in anestesia generale in una struttura controllata, in una clinica privata o in un ospedale pubblico dove esiste comunque un anestesista, oltre che dei chirurghi specializzati a far fronte a questo tipo di problematiche. E sempre su questo caso la famiglia, i genitori, la sorella in questo momento sono circondati dall'affetto di tante persone, sono chiusi in un silenzio di dolore che non è spiegabile a parole. Chiedono di conoscere le circostanze, le cause per la morte della figlia. Ad affermarlo appunto l'avvocato Alessandro Vinci, il legale dei familiari appunto di Margaret Spada. Naturalmente torneremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale anche su questo caso. Allo stupro di gruppo di Palermo, le motivazioni della condanna, della prima condanna che è stata inflitta alla vittima, si legge nelle motivazioni, non era consenziente. L'avvocato della ragazza dice grazie ai giudici che hanno creduto. Alla mia assistita, Marco Gullà. Il consenso non c'è stato, i giudici di secondo grado, cioè di appello, nel caso della sentenza di Patinello, hanno confermato in pieno, quindi hanno creduto in pieno a tutto ciò che è stato detto dalla ragazza, a tutto ciò che è successo. Non c'è stato alcun consenso da parte della vittima dello stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo. A troncare la discussione su questa ipotesi arrivano le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che ha condannato il cosiddetto branco. E che il fatto sia avvenuto è indubbio, è indubbio. Ho sempre detto il processo se lo sono creato loro perché hanno filmato, hanno parlato, sono stati intercettati, hanno detto delle cose molto pesanti anche sulla ragazza. Per i giudici non può essere presa in considerazione la cosiddetta versione alternativa, secondo cui la ventenne avesse accettato di appartarsi con i coetanei. E alla domanda se l'avvocato si aspettava una sentenza più dura nei confronti degli indagati, questa è la risposta. A me la quantità della pena non interessa, non mi è mai interessata, non è compito delle parti civili né chiederne la determinazione né arrivare ad una condanna forcaiola. A me interessava ed interessa tuttora che sia stata confermata la responsabilità dei 6 giovani, oltre a quella di Parinello di cui abbiamo parlato prima, perché è questo il punto. Il punto è questo, che chi denuncia una violenza sessuale bestiale come questa, in particolare come questa di cui stiamo parlando, deve essere creduto. La lite tra la quindicenne di Piazza Armerina, trovata impiccata a un albero una settimana fa, e una compagna di scuola che l'accusava di avere avuto un flirt con il suo ex fidanzato, sarebbe stata ripresa col cellulare da alcuni studenti del liceo che entrambe le ragazze frequentavano. C'è il sospetto che la quindicenne sia stata vittima non solo nel corso dell'aggressione avvenuta a scuola, ma anche in altre occasioni di insulti da parte di coetanei che le avrebbero anche fatto sapere che circolavano chat su foto intime. La procura dei minori di Caltanissetta, che ha fissato per oggi l'autopsia, indaga ancora a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Adesso ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco per mostrarti le immagini di un grave incidente occorso sul Ponte Morandi ad Agrigento. A tra poco. Siamo tornati in studio. Drammatico incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento. Un uomo in sella a uno scooter si è schiantato contro il guardrail e la lamiera gli ha tranciato un braccio. È stato operato d'urgenza a Palermo e ancora in gravi condizioni. Davide Sardo.
Operazione con complicazioni al Policlinico di Palermo, dove è stato eseguito l'intervento di reimpianto di un braccio a Nicolò Vasile, l'uomo di 43 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento. L'uomo, sposato e padre di 2 figli, viaggiava su uno scooter quando si sarebbe ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento. Si è schiantato contro il guardrail con il braccio che è stato letteralmente tranciato dall'impatto con la lamiera. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato trasferito in ambulanza a Palermo per essere operato in una lotta contro il tempo. La prognosi sulla vita è riservata. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dai poliziotti, che avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni tra gli automobilisti in transito che hanno lanciato l'allarme. Non è esclusa l'ipotesi di un coinvolgimento di un'automobile che potrebbe aver tamponato lo scooter di Vasile. Un'indagine battezzata H24 Store svela un inquietante intreccio tra clan di Gela e trafficanti di droga. Tra gli indagati alcuni boss sospettati di rifornirsi di armi da guerra per proteggersi da nemici interni. Sentiamo Gerry Italia. È stato il suono di una mitraglietta che scarrella a dare il via all'inchiesta H24 Store condotta dalla Procura di Gela, che ha fatto scattare le manette per 5 persone arrestate questa mattina tra Gela e Brescia. Un'arma da guerra costata 3.000 euro per difendersi ed evitare ripercussioni dal gruppo di Giuseppe Tasca, considerato nuovo reggente del clan Rinzivillo e arrestato nel Briz Janus. Tutto parte da un dissidio legato ad affari di droga in una discoteca del Ragusano. Per gli investigatori, Giuseppe Di Noto, uno degli arrestati, si sarebbe procurato la mitraglietta per difendersi da possibili attacchi. L'arma, secondo gli inquirenti, è stata testata su un'auto e i presenti si sarebbero stupiti della sua letalità. Dietro questa operazione ci sarebbe la mano esperta di Massimo Curvà, arrestato a Brescia, un metalmeccanico capace di modificare l'arma per potenziarla. La mitraglietta fino ad oggi è un fantasma, non è mai stata ritrovata, eppure le intercettazioni ne confermano l'esistenza, rendendo le indagini ancora più serrate. Le parole del procuratore Salvatore Vella alzano il velo su un mercato nero che preoccupa. Le armi circolano e sono a portata di mano anche tra i giovanissimi. Non è un'esclusiva dei clan mafiosi di Gela avere disponibilità di armi, e in questo contesto quello che viene fuori è la presenza di un'arma da guerra, quindi di una pistola mitragliatrice, che preoccupa particolarmente perché ha delle capacità offensive, quindi non tanto difensive ma offensive particolarmente elevate, che potrebbe essere indirizzata sia nei confronti di altri gruppi criminali, con tutto quello che può comportare vittime innocenti che possono venire sempre attinte in un conflitto a fuoco in cui utilizzi un mitra e quindi non soltanto una pistola a carico a colpo singolo, ma che potrebbe essere sempre utilizzata nei confronti di inquirenti o forze dell'ordine. Mentre gli indagati attendono di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari, il procuratore Vella non manca di lanciare un monito inserendosi sul dibattito del momento. Senza le intercettazioni, indagini così complesse sarebbero impossibili. E andiamo a Enna. La DIA ha sequestrato beni per un valore complessivo di 1.200.000 euro nei confronti di un imprenditore della provincia con precedenti per estorsione aggravata da metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere e ritenuto vicino a Cosa Nostra. E andiamo appunto, prima di continuare il nostro giornale, alle agenzie. Martedì 19 novembre i lavoratori dell'Amat di Palermo saranno nuovamente in sciopero per l'avvertenza contrattuale che si trascina dall'anno scorso. La protesta avrà una durata di 4 ore, dalle 10 alle 14, con il rientro dei bus in E noi a questo punto continuiamo con il nostro giornale, cambiamo decisamente argomento, andiamo a Catania, dove è stata presentata Sposami, la manifestazione dedicata ai matrimoni che si svolgerà negli spazi di Nudogan e Levante al Porto da venerdì 15 a domenica 17. Ma sentiamo Eva Spampinato. È un ritorno in città per Sposami, l'evento dedicato al mondo del matrimonio in Sicilia e del Destination Wedding, che da venerdì 15 a domenica 17 animerà gli spazi Nudogan e Levante al porto di Catania per una Urban Edition che promette tante novità e strizza l'occhio ai social. Sentivamo l'esigenza di fare un evento immersivo, esclusivo, che fosse la possibilità per coloro che devono organizzare un party, una festa, un 18°, un matrimonio o qualunque evento speciale per
dialogare comodi in un salotto con i migliori player del settore. Un appuntamento al centro di Catania. La manifestazione di quest'anno, che si rivolge non solo alle coppie di futuri sposi ma anche ai giovanissimi, con proposte per poter organizzare un 18°, una festa super glamour o un evento speciale, diventa una vera e propria esperienza immersiva grazie ad un processo di rigenerazione all'interno di questi spazi urbani. Il matrimonio oggi è sempre più la possibilità di scegliere in maniera esclusiva e sartoriale qual è il progetto più adeguato a ciascuno, così come la festa del 18° o l'evento. Anche le sfilate avranno una opportunità diversa, le modelle sfileranno tra questi divani meravigliosi in velluto, sarà quasi possibile percepire i tessuti impalpabili, quindi toccare con mano la qualità degli abiti che andranno in passerella. Una 3 giorni di performance, di DJ set, di eventi off-site. Fermiamo ancora in chiusura il calcio con il Catania e il Trapani che si avvicinano al derby. E siamo al calcio, venerdì sera, derby al Massinino tra Catania e Trapani. I rossazzurri ci arrivano dopo la sconfitta di Crotone con un digiuno dalla vittoria che ha raggiunto un mese. Francesco Triolo. Un derby per dare una sterza dal campionato. L'attesa per Catania-Trapani è palpabile perché al Massimino si affronteranno due formazioni che non hanno nascosto ambizioni di alta classifica alla vigilia del campionato e che vivono un momento quasi simile. Il Trapani si è risollevato proprio domenica battendo la Cavese, ma la burrasca non è ancora passata perché la squadra di Aronica cerca quella continuità che è mancata sinora. Sta peggio in classifica di appena un punto, ma anche come periodo il Catania che non vince da un mese, dal 2-0 del 12 ottobre in casa contro l'Altamura. Toscano deve fare i conti con le condizioni di alcuni giocatori, si attende di capire le condizioni di Lunetta, uscito domenica per un problema muscolare, e quelle di Luperini, non convocato a Crotone per un affaticamento. Si spera di avere De Rose, rimasto in panchina domenica, almeno per una parte di gara. Il tecnico sembra comunque intenzionato a cambiare tra i pali, dove Adamonis dovrebbe cedere la maglia da titolare a Betters, pagando gli errori di Crotone. L'attesa è testimoniata anche da numeri in prevendita. A 48 ore dal match sono quasi 2.000 biglietti venduti che si aggiungono agli oltre 12.000 abbonati. Si va quindi verso le 16-17.000 presenze, tenuto conto che da Trapani arriveranno almeno 300 tifosi. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, mi invito a rimanere sulla nostra rete, tra pochissimo la collega Eva Spampinato condurrà un'edizione di Sicilia 24 Focus interamente dedicata alla gravissima situazione del maltempo sulla costa ionica, tanti gli ospiti, in collegamento anche Salvo Cocina, direttore della Protezione Civile regionale, il sindaco di Giarra e molti altri ospiti proprio a raccontare queste ore davvero difficili per la nostra zona, per la zona appunto orientale dell'isola. Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti buon pomeriggio.